Però ribadisco, io sono fiducioso perché li vedo sti ragazzi, io vedo settimana come l'hanno vissuta e E poi si blocca tutto perché è saltato tutto. Se non vendi Osimhen, come paghi la bolletta? Comincia. Allora, conferenza, Cesare Costagliola, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, benvenuti a tutti i nuovi abbonati, pullula il gruppo degli abbonati, è molto attivo e ci stiamo divertendo, a prescindere da tutto, come ha detto Conte, a prescindere dal mercato, siamo fiduciosi, vedo un clima sereno, eccetera, eccetera. Allora, analizziamo le parole di Conte che sono molto importanti, voi lasciate un like che fa piacere a me. Al di là di tutto, se lo volete fare. E poi parleremo anche di mercato, perché si stanno facendo tutti i nomi dei giocatori della Roma e devo capire che cosa sta succedendo, perché le idee non mi sembrano poi chiarissime. Però nello specifico le parole di Conte vanno analizzate. Anticipo, poi dopo le leggiamo perché dobbiamo essere precisi alla virgola. L'ho visto un po' più moscio, ma forse questa mosciaria, cioè invece di andare subito col pugno duro a spaccare tutto, si sarà reso conto, l'ho visto un pochino più attento alle parole, il Napoli ha fatto, lo ricambia, riporta il noi, siamo arrivati, noi abbiamo fatto, sono stati dei passaggi in cui l'ho visto un po' più attento a non voler distruggere tutto, perché si è reso conto che si sta sgretolando la famosa mi sgretolo di fiducia, una frase di Calaioti un po' di tempo fa, e quindi si è reso conto probabilmente che questa famosa rivoluzione totale non si può fare nei tempi stabiliti e quindi non può poi ritrovarsi con un gruppo sfaldato su cui aveva puntato. Andiamo a vedere bene. Questa deve essere l'immagine. C'è stato un momento in cui è saltato tutto, schermo verde, tutto bloccato, poi hanno ripreso probabilmente un telefonino, una telecamera di riserva, si spostava tutto. Va bene, e cominciano con chiedergli se si aspettava di più dal mercato, la punta titolare, e qua subito Conte cerca di indirizzare la conferenza riportando alla conferenza precedente, dice c'è stata 0 domande sul Verona, poi qualcuno evidentemente gli aggiusta un pochino la risposta, perché dice una domanda, probabilmente chi aveva chiesto della doppia punta, dove lui, ricordiamocelo, ha detto non parliamo di tattiche, non parliamo di 4-3. Hanno un po' ragione entrambi, nel senso che gliel'hanno fatta la domanda un po' più di campo e lui l'ha rifiutata, però non era una domanda specifica sul Verona e sulla partita, quindi hanno un po' ragione entrambi e Conte aggiusta e dice sì, 0 domande, magari una l'avete fatta, abbiamo parlato solo di mercato. E queste cose le dovete chiedere al club e non a me, il che è giusto a metà, nel senso che tu comunque ti sei presentato con il voler essere manager e il voler mettere bocca. Ci hai detto dei paletti e te ne siamo grati, perché così ci rendiamo conto della situazione, questo in primo. Però quando tu dici dobbiamo chiedere al club, i giornalisti mica hanno la possibilità di fare una conferenza stampa con Ban. Si dovrebbe fare, secondo me, a fine mercato, almeno a fine mercato, per chiedere abbiamo messo tutti gli obiettivi, c'è qualcosa che si voleva fare non si è fatto e si può fare a gennaio, insomma una serie di cose. Ma se non ci stanno incontri con la stampa di questo tipo, come facciamo a chiederlo al mercato? È normale chiedere anche all'allenatore se ha bisogno di qualche altra cosa. E quindi Conte ci dice che vuole parlare della partita. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, e gli chiedono quindi se col Bologna almeno somiglierà un pochino la squadra di più, anche a livello almeno di impatto mentale, se somiglierà di più a Conte. E ci ribadisce questa cosa Antonio, che nel Verona, col Verona ci sono state fondamentalmente 2 partite. Lui continua a essere abbastanza soddisfatto del primo tempo e non del secondo, e quindi questo secondo tempo ci ha riportato un po' tutti al passato, no? Gli spettri dell'annata precedente, con gente distrutta, le facce che non si sanno più riprendere. E poi fa un passaggio, Conte dice io questa ricostruzione l'ho basata su un gruppo di 10-12 persone, e qua comincia la descrizione dei ragazzi per bene.
Poi arriverà anche una domanda ulteriore sui ragazzi per bene, perché è una cosa che un po' spaventa. Il ragazzo per bene non esce dalle difficoltà, non è che prende. Cerchiamo, se seguite anche il percorso dei miei video in questa settimana, insomma, la mia richiesta disperata di gente di personalità che ti prende, se succede una cosa che ti prende anche, ti scuote, e quindi gente con grandissima esperienza, che sia anche leader in campo quando l'allenatore sta lontano, sta da tutta l'altra parte, il terzino opposto, e qualcuno deve andare vicino e dire sveglia. E quindi niente, ragazzi per bene, lavoriamo bene, mi affido a loro. Qua un po' mi spaventa, perché se sono i 10-12 che c'erano anche l'anno scorso, mi affido a loro, è un po' pericoloso. Ma a livello di media vedo poca fiducia, non c'è fiducia, e dice Conte anche giustamente, però sta cercando disperatamente Conte di riportare un pochino la calma nell'ambiente, perché la sfiducia c'è, è naturale. Tu sei partito con il grande entusiasmo, è arrivato Conte, chissà cosa facciamo sul mercato, e tutta una serie di programmi e di idee e di sogni, e poi parte il campionato, perdi 3-0 col Verona. È normale che ci sia un po' di sfiducia. Contro il Bologna ci saranno, Buongiorno aveva detto in intervista che ci saranno molti duelli individuali. Conte ci ricorda che il Bologna è finito 15 punti sopra di noi. È una squadra fisica, ha un ritmo intenso, ha degli esterni forti sull'1 contro 1, dobbiamo dare il 110%, insomma, parliamo della partita, un po' parliamo di cose abbastanza banali, ma ci sta. E poi c'è un passaggio che non mi piace. C'è un passaggio che non mi è piaciuto, il Maradona deve fare il suo, e questa richiesta di avere il supporto del pubblico probabilmente è una cosa normale, ma non ricordo chi dei tre allenatori, penso che l'abbia detto Calzona, che il pubblico ha ampiamente dato, adesso è il Napoli che deve dare, e questa richiesta, il pubblico ci aiuti, ci dia il supporto, il sostegno, la capisco, ma non mi fa impazzire. È la squadra che deve sostenere il pubblico, noi da parte nostra, prega per noi Don Raffaele, noi faremo il nostro sotto questo punto di vista, lo sapete, non mi fa impazzire, ma storicamente, almeno negli ultimi, da quando segue il Napoli, il tifoso sugli spalti guarda la partita, sì, ma non fa un sostegno a prescindere da come sta andando la partita. Quella è roba degli ultra, che gli ultra non se la guardano nemmeno, stanno girati a volte e partono con i cori e ti danno quel ritmo, e ti dovrebbero dare quel ritmo, mentre il resto dello stadio si guarda la partita, ogni tanto mormora, ha delle idee, non le vede in campo e si chiede con il vicino, dice ma non era meglio crossare invece che tornare indietro. Insomma, il tifoso del Napoli generalmente comunque è un amante di calcio e vuole parlare di calcio anche durante la partita. Su Buongiorno dice valuteremo, è una figura importante per noi e vediamo, proveranno, dice, mancando altri 2 giorni, mancheranno 2 giorni, proveranno a recuperarlo, perché si è parlato di Juan Jesus in uscita. Juan Jesus potrebbe lasciare, chi viene poi, perché i sostituti in difesa non si leggono. Poi gli chiedono di Neres, il nostro Mbappé triste, presentazione di Neres che leggeva la scrittura, sono molto eccitato di essere qui, non vedo l'ora, ciao, veramente un video di presentazione di una depressione incredibile, e venitemi a dire quello che volete voi. È chiaro che poi questi personaggi un po' introversi, il paragone con Kvara mi hanno fatto su Twix, sì, Kvara è introverso, ma non l'ho mai visto morto dentro come Neres. Ovviamente noi ci aspettiamo e vogliamo che Neres prenda il pallone, non è che guarda il pallone triste, dice la Saudaci, no, prende il pallone e fa il fenomeno, perché è potenzialmente un fenomeno. Ma questi tipi di giocatori qua ovviamente è tutta una questione di testa, perché a livello di calcistico non gli devi insegnare niente, gli puoi dire dove mettersi, e dove mettersi Conte dice bravo a qualità, a fantasia, bravo nell'1 contro 1, si butta negli spazi, assist e gol. Nella zona può giocare, nella zona di Matteo o Kvara. Ovviamente non cita Ngong, non cita Raspadori, quelli sono i 2 titolari, rendiamoci conto. E quindi ribadendo il fatto che l'anno scorso ha giocato molto di più a sinistra Neres, ma il resto della sua carriera l'ha fatto a destra, e quindi come trequartista deve essere lì libero anche di spaziare, però dice ha bisogno di tempo.
quindi ce lo portiamo, verrà con noi, non lo immaginiamo titolare, ma se ci sarà bisogno sarà buttato dentro probabilmente. È un ragazzo sveglio, dice Conte. Speriamo che sia tutta apparenza la palpebra calà. Ritornando alla partita del Verona, Napoli-Verona, Verona-Napoli, ne abbiamo un'altra. È una cosa un po' più mentale, un po' più fisica. Signori miei, qua togliamo qua questa foto e mettiamo questa, perché Conte ci dice, non lo so se lo lascia il like, non lo so se se li guarda i video, intanto ci dice: quando si dice che è un problema fisico molto spesso noi ci rifugiamo in questa che è una scusa e che si mette là così perché abbiamo sbagliato le cose, ma ci rifugiamo per un problema fisico. Alle volte si vede quando stai in affanno, ma alle volte si utilizza la cosa, i carichi di lavoro, e lo utilizzano anche i calciatori, a volte anche gli addetti ai lavori, proprio per mascherare e per non dire i problemi reali. E così, d'altra parte Conte ci porta anche i dati e dice: noi abbiamo corso quanto loro, avendo anche più possesso palla, quindi in teoria dovresti correre di meno dietro al pallone. Quindi problema fisico, ragazzi, non c'è, e probabilmente non c'era neanche l'anno scorso. Ed è una scusa per non vedere la realtà. Abbiamo preso un cazzotto e non ci siamo rialzati, e ne abbiamo presi altri due, ma è nella difficoltà che si vedono gli uomini veri. Poi dice proprio: uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli alla fine. Però c'è il passaggio che dice: alle volte serve una parola tra di noi, serve anche un litigio. Ed ecco il discorso che vi facevo di avere gente con personalità che se succede una cosa ti prende, ti sbatte, ti sveglia dal torpore, ti devi sentire preso all'interno anche dall'orgoglio e della cosa. Oh, non esiste proprio, la palla qua è tua, la prossima non passa l'avversario. Quindi anche una parola tra noi. Questo si fa col mercato, I giocatori o ce l'hanno dentro o devi comprare i giocatori che ce l'hanno dentro. Non si sviluppa coi bravi ragazzi. Alle volte non ne hai bisogno, perché con Spalletti così faceva tutto lui e i bravi ragazzi giocavano solo a pallone. In questo caso ne hai bisogno perché stai in una situazione di difficoltà da cui devi uscire. 0 gol in 2 partite, come si fa? Il possesso palla va bene, ma anche l'anno scorso, ci ricorda Conte, il Napoli, noi, si aggiusta, avevamo grande possesso palla, ma siamo finiti decimi anche con il miglior possesso palla d'Italia. Dobbiamo essere più feroci sotto porta e bla bla bla. Gli chiedono di Marin, e anche qua, se non lasciate il like, io non lo so, non dico iscrivetevi al canale, ma almeno lasciate il like, no? L'ha detto anche lui, dice Conte, cioè Marin, che viene dall'Alaves dove fanno un calcio più difensivo. Poi Conte gli scappa, dice abbiamo bisogno di uno che fa la fase di impostazione, la fase di possesso. Abbiamo bisogno, vuol dire che non l'hai chiesto tu questo qua. Dice proprio è stato preso, e poi lo aggiusta: l'abbiamo preso, giocatore di prospetto, giocatore giovane che cresce, grande voglia, grande cose. Signori, non è pronto, non è arrivato il nuovo Albiol dal Real Madrid, è arrivato un giocatore giovane, quindi lui ecco perché non lo mette dentro, perché non lo ritiene bravo abbastanza in fase di impostazione, è grezzo, e quindi mette Mazzocchi per mettere Di Lorenzo dietro. Questa è la soluzione. Poi se risposti buongiorno al centro possiamo mettere Rachmani lì, ma ha detto l'abbiamo preso come un prospetto. I giocatori per bene vanno bene poi in questo calcio, e qua Conte se ne esce con la frase, dice no, perché sono uomini veri. I giocatori per bene significa essere uomini veri. A volte puoi trovare anche delle merde, e dalle merde con le merde poi non riesci a uscire dalle situazioni, poi salta tutta la connessione, schermo verde eccetera eccetera, perché vede la sfiducia quando domani ci sarà lo stadio pieno. Al Napoli la passione non la ammazzi, possono cambiare presidenti, allenatori, le squadre eccetera eccetera. Il centrocampo che segna poco, e qua Conte dà ragione alla domanda, perché è un dato di fatto, non è nemmeno una domanda. E ricordiamo le occasioni che sono capitate a Lobbo e a Frank, lo chiama Frank, possono segnare, i presupposti sono creati. Per quanto riguarda Frank, gli chiede anche gli inserimenti, perché fisicamente ha la sua presenza e quindi qualche colpo di testa in inserimento. Però Conte chiude la risposta dicendo ha ragione,
servono più gol da quella zona, ed ecco ancora il mercato. Poi possono arrivare anche da Bove questi gol, ma non capisco questa storia del forza magica Napoli, non lo capisco. E in ultimo si chiede proprio direttamente se Conte non si dimette se poi alla fine il mercato non lo convince a fine mercato, e Conte ci ricorda che a prescindere dal mercato, questo è importante stabilirlo, io ho preso un impegno morale, ho preso un impegno umano. Morale ne parla nei confronti dei tifosi, e umano nei confronti anche dei calciatori che lui ha convinto a rimanere con la prospettiva di un progetto poi vincente e di crescita, e quindi questo impegno lui lo vuole portare avanti. Quindi ragazzi, per un anno De Laurentiis stia tranquillo che non deve cercare un altro allenatore, e Conte non si... quindi stia tranquillo che non deve cercare un altro allenatore, stia anche pronto perché Conte non si dimette, se le cose non vanno bene lo devi licenziare tu e lo devi pure pagare. Quindi la dimissione con la risoluzione che poi non lo paghi e ne prendi un altro non è contemplata in questo momento. Poi se succedono cose pazzesche vedremo, ma al momento c'è questo impegno. E chiude Conte dicendo: portiamo pazienza, dobbiamo essere positivi, no, ve l'ho detto, è importante il fatto di essere caduti col Verona, ci riporta alla realtà, non partiamo a 2000 ma magari arriviamo a 2000. E insomma è un Conte un pochino più, sta smussando gli angoli, si è reso conto che probabilmente un tipo di approccio che può funzionare con qualche ambiente può non funzionare in un altro ambiente, e secondo me questa è la chiave, sapendo di non poter smantellare tutto il gruppo su questi 10-12 di cui ci ha parlato, li deve recuperarli lui, e deve riuscire almeno a non averli depressi. Poi piano piano con i risultati, ragazzi, si ritorna lì, bisogna fare 3 vittorie consecutive. Le 3 vittorie consecutive ti danno lo stacco dall'annata scorsa maledetta, e lì capisci che se tu fai 2 vittorie consecutive e alla terza ti tremano le gambe e fai un pareggio, gli spettri continuano ad esserci perché ci sono troppi giocatori reduci dall'anno scorso. Purtroppo il mercato non ce lo farà fare di togliere tutto da mezzo e di aggiungere tantissimi titolari, bisognerà fare di necessità virtù. Conte ci dovrà dare il suo e lo può fare. È l'unico allenatore, ragazzi, che non fa sgretolare la piazza in 1000 pezzi, perché immaginate una situazione del genere col mercato al rilento e con il Napoli che è 19esimo in classifica perché ha perso la prima partita 3-0. Se fosse stato Pioli, se fosse stato Italiano, ci sarebbe stata la rivoluzione totale, e invece noi siamo ancora un pochino calmi perché c'è Conte. E quindi non possiamo dire una frase che io immagino tranquillamente: ci fosse stato Pioli, il tifoso avrebbe scritto: con Pioli questa partita non l'avremmo mai persa 3-0, non avremmo mai visto i contrasti mosci del secondo tempo. Con Conte l'avresti potuta anche perdere, ma non in questo modo. Le frasi del calcio che sono assolutamente fondate sul nulla, perché come vedete anche con Conte, se poi i giocatori non stanno al massimo delle loro possibilità psicofisiche, le cose succedono, è come se succede. Quindi il bagno di realtà è fatto. Conte abbassa un pochino i toni, sta attento al linguaggio e va bene. Speriamo che non si ammoscino i giocatori, ma che invece ricaccino molta più intensità e molto più impatto con la partita. Ritmo, signore, il Bologna non è facile. Il Napoli ha postato anche sul suo sito dei dati Opta sul Bologna, ne possiamo parlare domani. Domani possiamo fare ipotesi di formazione. È bello avere la conferenza un giorno prima della vigilia, così noi assorbiamo le parole e poi il giorno dopo facciamo le nostre ipotesi e facciamo l'analisi della partita che verrà. Per quanto riguarda il mercato, stiamo in campana, qualcosa potrebbe succedere, lo sappiamo, la situazione Lukaku è quella che è. Qualcuno continua a dire no, ma quello è fatto, qualcuno dice no, è andato male l'incontro, quindi ci dovrà essere un altro incontro, e poi ci sono tutte queste notizie, scambio Ngong con Zaleschi, scambio Ngong con Bove, e tu pia Lukaku, e ti pia da Spinazzola, e ti pia da così, e l'amico mio Uzimè giustamente dice ma sta facendo Verdone il mercato, di nuovo come con Garcia, i consigli per De Laurentiis da Carlo Verdone. È inevitabile pensare questo. Non mi fa impazzire questa cosa questi scambi con la Roma, ma dobbiamo, perché essendo nomi nuovi usciti così all'improvviso però rimbalzati dappertutto, mi fa pensare che le prime idee
con cui ci siamo confrontati per tanto tempo. Non penso che voglia saltare anche Gilmour quando il suo allenatore ha detto no, ma io credo che resta. Non penso che McTominay, che avevi individuato come giocatore che ti fa qualche gol, poi non riesce ad arrivare a miti consigli col Manchester. Il Manchester ha preso Ugarte, quindi dovrebbe averlo liberato il posto, e non penso che devi cercare poi l'alternativa a Lukaku in 8 giorni, in 7 giorni, quando era stata la tua richiesta appena hai saputo la situazione di Osimhen. Non penso che vorrai vendere Zerbin senza poi rimpinguare con un altro esterno, e non penso che ti ritroverai a giocare ancora con Juan Jesus titolare, e intanto Marin l'hai mezzo bocciato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo dei like finali se vi va, iscrivetevi al canale, e se volete giocare al fantacalcio con noi abbonatevi, restate abbonati tutto l'anno. È veramente una sciocchezza di caffè, però ci divertiamo, e come se ci divertiamo.